Buonasera! Dal Teatro Attaccato Vegano di Bologna vi presentiamo la 300ª puntata dello Zucchino d'Oro dal vostro Zucca qui. Bene, passiamo al primo bambino che viene da Napoli. Eccolo qua! Buongiorno, buonasera, buon Capodanno, buona Pasqua, buon Ferragosto, saluto a voi. È morto... avete finito? Come non ci fanno? Come ti chiami? Io mi chiamo Cicillo Quaglia. Ma scusate, ma voi non dovevate portare vostro figlio a cantare? No, sono chi che ci canta? Voi? E quando hanno tenuto? Io tengo 32 anni. Beh, a quest'età avete fatto la domanda per partecipare. Io la domanda ci ho fatto quando ne 6 anni. Mamma ti chiamate e mo sono venuto. Ah, è post italiana. Vabbè, allora vi chiamate Cicillo Quaglia. Sì. E papà? Papà si chiama Antonio Squaglia. Antonio Squaglia? Eh. Ma scusate, se voi vi chiamate Quaglia, anche papà si chiama Quaglia. Si chiamava Quaglia. Appena nasce a te. È vretto a me. Sa squaglia e papà non mi ha visto più. Aveva ragione, lo padre. E mamma come si chiama? Mamma si chiama Nanninella Lasallosi. E a parte a me, Sì. la di sei figli. Ah, scusate, ma com'è possibile? Se tuo padre si è squagliato appena sei nato tu, gli altri fratelli come sono nati? Ma vi spiego, sotto palazzo mio ci sta un macellaio e venne la carne buona. Sì. A mamma la carne ci piace. Ci piace. Accatta la carne oggi, accatta la carne rimane, accatta la carne no prima. La carne è debole, o macellaio è tuo e ne c'è il tuo primo preso. Vabbè, sono due, ma poi è tornato papà. Niente, manca persone. Allora com'è successo? Ma vi spiego, Spiegate. sotto palazzo mio Sì. ci sta un pisciavignolo. A mamma il pesce ci piace. Sì. Accatto pesce oggi, accatto pesce rimane, accatto pesce no prima. La carne è debole, il pisciaiolo è pisciaiolo e ne c'è il tuo scurfano. E sono tre, ma poi è tornato papà. Ma non esiste proprio! Ma com'è successo? Ma vi spiego. Spiegate. Sotto palazzo mio ci sta un fruttaiolo. Sì. Mamma le piace la banana. Ah. Accatta la banana oggi, accatta la banana rimane, accatta la banana prima. La carne è debole. O fruttaiolo è bello e riesce a tenere a me. E una certa ragione, sono cinque, ma poi sesta è tornato papà. Niente, non esiste proprio. Ma allora com'è successo? Sapete? Ehi. Sotto palazzo mio ci sta, come si dice, che dove nomini marchetta la salumeria. La salumeria. A mamma stega su quinto piano e a spesa ce la portano in coppa. Sì. O vogliono lo salumino, o garzone. Chi è un negro? Negro. E saglia la spesa oggi, saglia la spesa rimane, saglia la spesa no prima. O negro è lì, e a così nascete Ciro. Ciro? E perché proprio Ciro? così c'è la gente del quartiere. Eh. Signore, non ci crede, ma perché avete chiamato Ciro? E sono fatti le vostre che ci chiamate Ciro. Sì. Che tu lo chiami per Bondone, che tu lo chiami per Ciro, chi lo fa tenere. Vabbè, ma quando pare la mamma vostra ci fria la mamma vostra. Ci frie, che la mamma sta sempre a fare la frittura. La frittura perlomeno uso l'olio vergine. Questa figlia fa l'olio vergine. Vabbè, veniamo a noi, ma comunque voi state qua, ma non potete cantare. No, io ci cantavo. No, come potete No, cantare? io ci cantavo a forza. Ma perché cantare per forza? Perché sono napolitano. E che c'è questo napolitano? Sono napolitano e sino quando di moro. Vabbè, sentite, se ci portano scrupoli io vi faccio cantare. Però, che canzone cantate? E va cantando 1044 cat. 1044. E qual è sta 1044? Come la sapete, è così famosa che la canzone. Già capito, voi forse volete dire 44 gatti? Erano 44 gatti, quando facete la domanda. Dopo tanti anni stanno i gatti assieme, ma sono minimo, sono 1044 gatti. No, voglio bene, cantate un'altra canzone, questa non va bene. E allora va cantare una casetta a mezzo alla piazza Carità. Una casetta messa alla piazza Carità. Ma voi volete dire una casetta piccolina in Canada? No, io avevo una casetta a mezzo alla piazza Carità. Poveri, non la conosco questa canzone, facetemi capire. Ma lo spiego. Avevo una casetta in mezzo alla piazza Carità. Sì. Venetto terremoto, ma buccai a caialla. Sì. E tutti che la gente che aveva ne bucca, ricettano Cicilla, a dove si va qua. Ma statemi a sentire, voi state facendo un equivoco. Ma quella è la casetta piccolina in Canada, con vasca, tanti fiori di lilla. No. La casetta mia, mezzo alla piazza Carità. Non tiene né la vasca, Sì. né fiori e né pesci. E che te? Tiene una schifezza a monese. Anzi, quando piove, Sì. se non bene a pressa la ruspa, non potremmo passare nemmeno a quella parte della via. Sentite, basta, lasciamo sta cosa come sta, cantate sta canzone, basta che veniate avanti e pire, va bene? Allora, Cantate. la faccio recitato sempre. Facetela recitare. Avevo una casetta in mezzo alla piazza Carità. Venetto terremoto, ma buccai a caialla. E tutti che la gente che aveva ne bucca, ricettano Cicilla, a dove si va qua. Forse è meglio che deve cuccare. Buonasera, pubblicità.